Mi spaventa perché non sembra che faccio fatica, ma io mi ricordo la fatica che facevo, sì, mi ricordo il cuore, mi ricordo il cuore che mi arrivava fino alla gola. Momento storico insieme a Gico Simoni con l'applauso della sala. E domani avremo l'occasione di sapere un altro nome. Si aggiungerà un'altra firma, esatto, il sesto nome, perché 2 ce li ha lui, no? 7 volte. Vice Governatore Riccardi, bellissime parole da parte di Gilberto Simoni, ha fatto un mega spot per il Friuli Venezia Giulia. Ma io credo che abbia fatto quello che gli veniva dal cuore, questa regione la conosce, l'ha vissuta, l'ha sentita. È un campione di questa terra ormai, nello simbolo dello Zoncolan, quindi a noi ha fatto sicuramente piacere questa serata e soprattutto la testimonianza importante del rapporto con i giovani, dove lui è impegnato e uomini di valore che col sacrificio raggiungono questi risultati sono campioni non solo dello sport, ma campioni della vita e simbolo per i nostri ragazzi. Una cosa che è stata ricordata è la necessità di fare squadra in un territorio che magari su questo deve ancora lavorare. Noi abbiamo tante piccole cose, ma non sono cose piccole, e quindi lo sforzo è quello di vedere questa grande squadra che riesca a declinare anche nella prospettiva e nello sviluppo di questa terra un valore importante. Lo ha fatto con il Giro d'Italia, continua a farlo con questi simboli importanti, dove sicuramente lo Zoncolan è il re di questa esperienza, quindi io credo che tutti insieme riusciremo prima di tutto ad uscire da questa situazione di difficoltà e a consegnare questa straordinaria terra anche alla conoscenza di coloro che nuovamente, anche domani, in 180 paesi nel mondo potranno vedere le nostre bellezze. Assessore Bini, l'ha ricordato dal palco, la Regione Friuli Venezia Giulia lavora in silenzio e investe molto nella montagna. Ma sì, lavorare tanto, parlare poco, questo è il nostro mantra. Noi abbiamo messo davvero Zoncolan 10 milioni di euro, investimenti complessivi quasi 60 milioni, perché siamo assolutamente consapevoli di quanto le nostre montagne siano bisognose di nuovi investimenti. Ci stiamo adoperando. 21-23 novembre inaugureremo la seggiovia a 6 posti proprio intitolata al Giro d'Italia, quindi insomma fatti e non parole, noi siamo questi. Perché il brand dello Zoncolan è una cosa che contraddistingue anche nella promozione turistica del Friuli Venezia Giulia. È un brand che stiamo vendendo non solo nel nostro paese ma un po' in giro per il mondo. Non dimentichiamoci, a proposito di monti, anche il Monte Fuji in Giappone abbiamo portato il nostro brand, quindi sono tutte quelle bellezze naturalistiche che la regione Friuli Venezia Giulia ha, che ci aiutano a vendere meglio il nostro prodotto. Assessore Zilli, il Friuli Venezia Giulia era ben rappresentato anche al Giro d'Italia. Sappiamo il rosso di Buia che ha vestito la maglia rosa, che insomma, abita anche vicino alla sua zona. Vogliamo ricordare questi grandi ciclisti che fanno grande anche il Friuli Venezia Giulia. Sì, un'occasione grandissima per confermare la tradizione ciclistica del nostro territorio, che oltre ad avere appunto una grande storia ha anche grandi atleti, grandi campioni e grandi promesse per il futuro. L'importante è sostenere i vivai dopo questa manifestazione grandissima che è il Giro d'Italia anche quest'anno, e quindi la Regione c'è con il suo impegno per garantire a tutti i volontari, a tutte le squadre dilettantistiche quella grande occasione che è il palcoscenico per crescere e approdare poi al mondo dei professionisti. Noi crediamo molto nello sport in questi termini, quindi non soltanto come chiave turistica ma anche come sostegno per i nostri ragazzi.